troviamo a Cantina Chitara con Giacomo Manzo che ci descriverà il progetto di questa realtà che sta rinascendo a nuova vita. Ho letto qualcosa di importante. Sì, diciamo sta rinascendo a nuova vita, ma il nostro slogan è nel passato le radici del futuro. Questo qua era un sogno che io avevo fin da bambino. Nasco in mezzo alla terra, in mezzo ai filari della vigna con mio papà e tutto, era un sogno che volevo portare avanti. Sono enologo, mi sono laureato enologo, se non che poi ho fatto del tirocinio. Il tirocinio è durato 28 anni perché poi sono rimasto in una cantina per 28 anni, però questo era un sogno intramontabile, quindi ero spinto a fare un qualcosa di mio, un qualcosa per la società, per il sociale, per il nostro territorio, e portando le giuste innovazioni e evoluzione dei tempi e delle generazioni. Siamo qui oggi a presentare la cantina chitarra un pochettino al pubblico per portare il territorio all'interno della cantina e di noi stessi, fare assaggiare i gusti, i profumi, le sensazioni, il paesaggio, una visione incantata, un quadro di un pittore magnifico che è sovrano a noi, e quindi spero tanto che siamo nella buona strada e che porti un qualcosa per il territorio siciliano, perché tutto quello che noi facciamo è cercare di portare e comunicare il nostro territorio a tutti. Più lo comunichiamo, più avrà successo la Sicilia, più le persone si accultureranno e si innamoreranno della Sicilia, e questo è il nostro obiettivo principale.